Ha rivestito edifici in tutto il mondo con la Permast Elisa, ora si occupa di start-up, ma non riesce più a frenare rabbia e indignazione per quel che succede nel nostro paese. Massimo Colomban ha scritto una lettera di fuoco all'Associazione degli Industriali Trevigiani. Lo incontriamo a Castelfranco, nell'antica sede della Permast Elisa, che oggi ospita una nuova associazione industriale, la Confapri. La nostra esperienza, abbiamo ristrutturato tante nostre aziende, io ne ho ristrutturato anche 2 proprio dello Stato, con successo, quindi noi abbiamo l'esperienza per farlo, vogliamo dare un contributo, non vogliamo assolutamente fare nessuna politica, che nessuno ci tacci di destra, di sinistra o di grillini, che sono cose ridicole, perché vogliono mascherare il marciume che molte volte c'è in una casta, che ricordo ha succhiato il sangue ai nostri giovani. Noi vogliamo ridare fiducia, forza, rifar sognare tutta la popolazione, non solo i giovani. E ce n'è anche per Confindustria. Confindustria purtroppo abbiamo visto che sembra un poltronificio, userei questa parola. Sembra quasi che tutti i nostri presidenti abbiano un solo scopo, quello di tenere tutti tranquilli perché loro devono andarsi a sedere con una casta che non esiste più, perché non è più sostenibile. E ci sono le proposte per uscire dalla recessione. Lo Stato dice come un'azienda si può ristrutturare, via l'IMU sui capannoni, via l'IRAP sui disoccupati. Basterebbe detassare questa gente che si trova disoccupata, cassa integrata, in mobilità, che le aziende, io sono certo, in 1 o 2 anni verrebbero assorbiti. C'è una nuova primavera, e già la vuole la gente, e quindi chi non ha capito che la primavera è arrivata si troverà a passare dei brutti inverni.